Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Giovedì 12 maggio ed è subito tempo di novità insieme alle stelle di Radio.0. Iniziamo con il nostro oroscopo del giorno. Ariete, iniziamo proprio da voi. Per colpa della luna opposta a Giove in casa vostra, qualche intemperanza in vista, soprattutto con la dolce metà, ma presto, tranquilli, si ristabilirà l'intesa e l'armonia di sempre. Con Venere e Giove congiunti in più, non penserete più alle scappatelle, desidererete così l'inizio di una storia seria. Toro, Saturno è ostile in giornata, meglio selezionare bene quindi gli amici, scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti, più veri, diciamo così, allontanate invece chi è ambiguo ed enigmatico. Visto Urano nel segno non sarà facile far comprendere il vostro bisogno di libertà, ma alla fine ce la farete. Gemelli, la luna in trigono a Mercurio vi farà trovare più affinità con quei conoscenti che hanno una certa facilità ad entrare nel vivo delle relazioni. Vi sentirete, e così a ragione, come se aveste realizzato il meglio, quello che era nelle vostre possibilità, insomma. Cancro, valorizzate l'empatia che potrebbe aiutarvi a capire di più i bisogni e le emozioni delle persone con cui dovete lavorare molte ore al giorno. Non fate sempre di testa vostra. Per migliorare la condizione finanziaria, ad esempio, rivolgetevi a un esperto. Questo è il consiglio delle stelle. Leone, approfittate della luna favorevole in Bilancia in giornata, oltre che dell'amicizia di Venere e di Giove, per partire per una piacevole gita in campagna oppure al mare. Operando in tandem con chi ha con voi un certo feeling, procederete spediti e con risultati, davvero proficui. Vergine, passiamo a voi. Mercurio mal disposto in giornata dai Gemelli, che segnala qualche uscita di denaro per appagare alcuni sfizi di troppo o per dei pagamenti fuori programma. Occhio pure a Nettuno contrario, che potrebbe ritardare le dimostrazioni di stima che ricercate da un po' di tempo. Bilancia, con la luna alleata a Mercurio ma litigiosa con Giove, se studiate cercate dei modi che vi aiutino a impegnarvi con metodo e costanza, questa è la linea giusta. Grazie all'ausilio di Saturno in trigono, poi sarete attenti e abili nella difesa dei vostri interessi economici. Scorpione, Marte è complice dai pesci, saprete collaborare e raccogliere gli stimoli provenienti dall'esterno per migliorare il vostro settore lavorativo. Risolverete, e finalmente diciamolo pure con una certa grinta, questioni lasciate in sospeso che vi preoccupavano da non poco tempo. Sagittario, per voi Mercurio in opposizione dai Gemelli, non rimuginate continuamente quindi su ciò che dovete fare o dire, perché questo modo di agire vi rende nervosi e inconcludenti e questo non va bene. Giove vi aiuta dall'altra parte, sprizzerete ottimismo e passerete sopra ogni ostacolo con facilità, superando tutte le difficoltà. Capricorno, giornata di alti e di bassi per voi a causa di un'antipatica luna in Bilancia. Avrete a più riprese l'opportunità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Non siate presuntuosi, però, convinti di avere sempre ragione. Rilassatevi e fate rilassare così anche gli altri. Acquario, con Saturno che transita nel vostro cielo e che potrebbe creare un certo distacco emotivo da chi vi circonda, non cercate facili fughe dai problemi, affrontateli di petto. Individuare degli obiettivi da raggiungere insieme al partner in più vi farà consolidare la vostra unione. Non era quello che volevate? E chiudiamo con i pesci. Avrete molte soddisfazioni nell'ambito sociale. Diverse persone vi dimostreranno stima e accetteranno di condividere con voi idee e progetti. Un'alimentazione sana ed equilibrata, quello che ci vuole per la bella stagione, vi darà una mano ad arrivare a un piacevole stato di benessere. Ed è tutto quindi anche per oggi dal nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani ancora con tutte le novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio